Siamo con Marco Naitana, presidente di questo Bosa che conquista la finale della Coppa Italia qui a Macomer. Che cosa chiedi di più nella vita, no? Beh, niente, era un obiettivo che ormai ci eravamo prefissi, quello di arrivare alla finale di Coppa Italia, un po' un campionato inaspettato, siamo partiti con l'intenzione di salvarci, stiamo vivendo un sogno e vogliamo coronarlo. Ora l'obiettivo è andare a giocarci a Serodia questa finale, incontreremo il Carbonia, squadra validissima. Altra grande nobile del calcio sacro. Altra squadra nobile, assolutamente. È un po' tutto il campionato che incontriamo squadre nobili, andiamo a affrontare squadre con 30-40 mila abitanti ed è una soddisfazione immensa vedere questi ragazzi, tutti bosani, ci tengo a precisarlo, tutti del posto che lottano per questa maglia, veramente un orgoglio per tutta Bosa, credo. Tanti bosani con la maglia del Bosa, ma anche con la Macomerese ce n'erano tantissimi. Oggi è stata una festa del calcio bosano. Assolutamente, tanti bosani nella Macomerese pure e tanti ex. E anche per questo ha un sapore diverso, è un sapore più speciale questa vittoria. Chi gioca per il proprio paese, per la propria città, ha qualcosa in più quando scende in campo, no? Beh, assolutamente, anche perché il Bosa, CS Bosa rappresenta la squadra storica, la squadra modello. Un bambino a Bosa cresce con l'idea di giocare con questa maglia. Io veramente commovente quello che questi ragazzi in questi anni, non solo quest'anno, stanno dando, suggellato anche con l'arrivo ad allenare di Salvatore Carboni. Certo, il bosano più celebre, possiamo dire, a livello professionistico, anche se ricordiamo Giovanni Sulcis e tanti altri che hanno calcato i palcoscenici. A chi è dedicata questa qualificazione e il campionato che state facendo? Ma io credo che ce la dobbiamo dedicare noi stessi, perché stavamo affrontando un periodo brutto con 2 sconfitte di fila, pur non meritandocele dobbiamo fare quadrato e puntare all'altro obiettivo, perché ormai non ci dobbiamo nascondere, che è quello di centrare almeno i playoff per l'eccellenza, quindi ce lo dobbiamo dedicare noi stessi e tutti gli amici e i tifosi bosani che sono venuti a seguirci. Noi ringraziamo Marco Naitana, giovanissimo presidente del Bosa, e un grande in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.